si invertono le parti, no? Sono sempre stato al di là della barricata, sempre stato cliente, povero collezionista che non è un collezionista povero, e la Mastronerzia e Passioni al centro di Roma diventa una realtà a Snaus. E qua abbiamo Sandrino il restauratore, orologiario di livello, ma uno nella media, quando la media però è molto 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 alta. E quindi insomma non solo si vendono ferri da polso, ma si restaurano, si riparano, si revisionano, si ricondizionano, si rimettono in pista. E stiamo senza vetrina, stiamo senza vetrina, stiamo senza ferri, stiamo senza cliente che snazzica, che guarda. È una piccola meravigliosa realtà, una passione, quella irrazionale del collezionista che a 22-23 anni comincia a collezionare, il povero assicuratore che non è un assicuratore povero. Qua abbiamo il regno di Sandrino il restauratore, uno nella media, quando la media però è alta, 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 è Saus. E quindi via della Scrofa 113? Sì, della Scrofa, hai capito bene? No, non c'è connessione. Non vedi in filo di magro? Per fortuna, questo ho fatto la fatica. E allora, 2 pomeriggi a settimana, il povero assicuratore diventa il povero bottegaio orologiario che non è un bottegaio povero. E secondo te sto male? Io cercherò di fare questa nuova esperienza mettendomi nei panni di quello che sono sempre stato, cioè un cliente, cercando di dare anche una mano a chi come me, appassionato, giovane, in crescita, magari ha avuto bisogno anche di assistenza e qualche piccolo vantaggio e qualche piccolo diciamo agio per costruirsi una piccola collezione della propria passione. E quindi, memore della mia esperienza da collezionista, che rimango e che sono, perché sono collezionista, non sono commerciante, ma ogni tanto si tramuta anche, si sovverte la situazione e un sogno, grazie ad amici, fratelli, diventano una società. E il Sandrino snausica in attesa che tanti ferri vengano a essere revisionati. Ho appena acquistato 2 ferri da un cliente, ma secondo te sto male? Sabato mattina, tra un'oretta, gambe sotto il tavolo, boccetta di vino, tanto per non appostare il tasso alcolemico, e viva la vita! No, Sandri? Certo. Bella vetrina, Saus! E tanti auguri a noi, in via della Scrofa, t'aspetto, te battezziamo e vai via contento. Secondo te stiamo male? A me del ciclista!